Ben ritrovati, un nuovo appuntamento dedicato all'estate, ma soprattutto anche al piacere di stare all'aperto, di cucinare all'aperto nel nostro Un Pizzico di Radio Chef. Diamo il buongiorno allora a Maria e anche la nostra nutrizionista Claudia Casarsa. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno a voi. Allora, oggi abbiamo deciso di dedicare questa puntata soprattutto agli eventi e allora prima di darvi le consuete ricette ma anche di portarvi un po' in giro per la nostra regione, vediamo di quali eventi parliamo e quali saranno appunto i soggetti di questi eventi tra cibo e buon vino. Sì, perché si brinda anche in questi giorni con gli ultimi appuntamenti anche di questa estate con Calici di Stelle della città del vino del Friuli Venezia Giulia, che ritorna anche nella giornata di oggi con secondo appuntamento ad Aquileia nella splendida cornice di Piazza Capitolo. Quindi parliamo comunque di appuntamenti all'aperto. A noi piace in questi giorni goderci queste giornate anche aspettando l'appuntamento clou dell'estate con il Ferragosto, e quindi accogliamo anche ai nostri microfoni Tiziano Venturini, anche addetto all'ufficio stampa Città del Vino. Tiziano, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. È un piacere averti qui con noi. Intanto sappiamo che in queste giornate si sta vivendo anche in questa bella calura estiva gli ultimi appuntamenti con Calici di Stelle. Vuoi raccontarci come sarà anche questa serata ad Aquileia? Ma vi racconto quella serata di Aquileia, ma anche quella di Butrio, perché in contemporanea c'è anche Butrio. Devo dire che c'è un calendario di eventi, e c'è stato un calendario di eventi importante, è partito con il 29 di luglio che terminerà proprio domani sera con la chiusura a Cormons per quanto riguarda Città del Vino. Teniamo presente che il Calici di Stelle è un'iniziativa a livello nazionale che Città del Vino organizza assieme al Movimento Turismo del Vino, che chiude con il giorno 12 e 13 a Grado. Quindi per quanto riguarda Città del Vino abbiamo ben 18 comuni che hanno aderito a questa iniziativa, programmando un calendario con ben 22 eventi, quindi alcuni comuni hanno organizzato anche più di un evento. La partecipazione, devo dire, è stata notevole, decisamente superiore alle aspettative, che risponde un po' a quella che abbiamo percepito essere un desiderio, una volontà del pubblico, quello legato al mondo del vino, ma al pubblico in generale, ad uscire e andare nelle piazze, andare nelle ville storiche e poter incontrare i viticoltori e il buon vino, non solo il buon vino, anche il buon mangiare, perché assieme alle degustazioni di vino, assieme alle aziende del territorio del Friuli Venezia Giulia abbiamo l'abbinamento anche ai prodotti gastronomici locali. Hai fatto benissimo a ricordarlo, a noi le ricette, anche il gusto del nostro territorio piace molto, come ci piace vivere, dicevamo, all'aperto, ma anche perché ricordiamolo che domani ci sarà anche la luna piena e voi avete pensato proprio a un appuntamento a tema. Certamente, allora chiaramente la giornata clou era ieri sera, perché la notte di San Lorenzo, notte tipica per guardare le stelle, però onestamente quest'anno è più facile vederlo nei prossimi giorni, quindi l'abbinamento anche ad altre iniziative, quindi con la possibilità di guardare le stelle grazie anche alla collaborazione con società che si occupano di questo, credo che sia l'occasione ghiotta, interessante, importante per un pubblico sempre più interessato al mondo del vino, ma che ha piacere di stare all'aperto, avere convivialità e anche passare qualche serata anche legati alla musica, all'arte, perché Calici di Stelle appunto offre anche questo. Sì, infatti è bellissimo vivere questi appuntamenti anche soprattutto legati alla natura, anche con i tanti percorsi che vengono offerti, perché si possono fare veramente in queste serate tantissime avventure alla scoperta dei vigneti, ma anche tour per scoprire proprio i luoghi dove si svolgono questi appuntamenti. E poi, se la luna piena vi avesse già catturato in altri appuntamenti, ricordiamo che c'è anche il Festival Vini, Gusti, Musica, che continua fino a settembre. Tiziano. Anche questa è un'altra iniziativa, questa di carattere più locale, regionale, che abbiamo dato via lo scorso anno, che ha destato assolutamente grandissimo interesse. Insomma, abbiamo già portato a termine i primi 2 appuntamenti dei 7 che sono in programma, che ci accompagneranno fino
a metà del prossimo mese. Devo dire assolutamente interessante. Ieri sera eravamo a Palazzolo dello Stella, ospiti di una bella azienda vitivinicola, e veramente l'abbinamento del prodotto vino con l'arte, nel caso specifico ieri sera c'era un concerto di musica lirica, era veramente interessante, un pubblico veramente interessato, e quindi un grande, direi, successo così all'inizio di questa seconda edizione di Festival Vini Gusti in Musica. Bello, poi ricordiamo intanto alcuni degli appuntamenti. Ci sarà Casarsa della Delizia, si ritornerà ad Aquileia, poi ci sarà Butrio, ma anche Manzano, Sequals, veramente tanti appuntamenti che vi invito anche ad andare a scoprire sulla pagina Facebook Città del Vino Friuli Venezia Giulia e direttamente anche sul sito cittadelvinofvg.it. E poi ci ritroveremo anche a fine di questo agosto, nei prossimi giorni, anche direttamente a teatro con Città del Vino del Friuli Venezia Giulia e un calice a teatro. Chiudiamo anche ricordando questo appuntamento. Certamente questa è l'altra iniziativa proprio nata in Friuli Venezia Giulia, 4 appuntamenti, ecco, questo altrettanto interessanti, che legano la cultura, quindi il teatro, al mondo del vino. Saremo ospiti di 4 città del vino che ci ospiteranno nei loro borghi, nelle loro piazze, nelle loro ville storiche, con una rassegna interessante teatrale in lingua locale e abbinata appunto a un'azienda del territorio. Quindi l'arte del teatro abbinate all'arte di saper far bene il prodotto, saper far bene il vino. Complimenti, perché l'organizzazione è veramente favolosa. Poi anche dalla pagina Facebook si vedono delle foto veramente molto accattivanti, quindi diciamo che il gruppo si è formato, una bella squadra che è pronta ad accompagnare anche tutti gli appassionati, veramente con grande gusto, con dei bei brindisi e anche con tanta allegria. Tiziano, intanto è stato un piacere averti qui con noi, grazie per averci raccontato e portato anche negli scorsi eventi, ma anche negli eventi che potremo vivere tutti insieme. Brinderei con un buon calice di vino a questa nuova edizione di Città del Vino, con Calici di Stelle e tutti gli appuntamenti con arte e teatro. Grazie Tiziano. Arrivederci a tutti nelle Città del Vino del Friuli Venezia Giulia. È sempre un piacere scoprire queste belle curiosità, anche perché, Claudia, avevamo parlato dell'abbinamento tra arte e vino che è stato studiato e quindi l'abbiamo provato con la musica in particolare. Musica, sì. Vino e cibo, certo, infatti. Quindi in questi appuntamenti riusciamo a unirli tutti. Vedremo se ci saranno anche degli studi con teatro, con spettacoli, vedremo come. Adesso ci sono delle proposte in giro anche per l'Italia, magari anche qui in regione, forse qualche nicchia o qualcuno potrebbe ispirarsi. Di solito però d'estate ci sono delle iniziative, sì. Ho sentito, adesso non mi viene in mente in particolare, ma penso che proprio anche con cantine aperte c'è qualcuno che magari offre anche spettacoli accanto alle degustazioni, quindi soprattutto questo era pre-Covid. Adesso aspettiamo un attimo di riprendere un po' una routine un po' più normale e poi sicuramente piace. Anche perché effettivamente la nostra regione è proprio terra di eccellenze. Stavo leggendo, infatti abbiamo 9 zone DOC, 3 zone di OCG, quindi è veramente tantissime aziende anche produttrici. Insomma, la nostra zona, ecco, adesso sembrerà strano un nutrizionista che parla di vino e tutto. Comunque, se beviamo consapevolmente, se siamo maggiorenni, 1 o 2 bicchieri per l'uomo a tavola sono veramente diciamo quello che viene anche così consigliato dalle linee guida. Purtroppo, ecco, quello che sempre noi un pochino rimarchiamo, abbiamo un po' preso all'anglosassone, quindi tendiamo di più verso gli aperitivi, però magari un bicchiere di vino pasto sicuramente è meglio, la scelta più giusta. Sarebbe la scelta più giusta. Poi ci godiamo un po' di relax. Da maggiorenni. Assolutamente, hai fatto bene a sottolinearlo, ci godiamo un po' di relax, un po' la compagnia, e poi ci godiamo anche un po' di freschezza, perché ci prepariamo anche un po' a salire in montagna. Poi noi questo fine settimana saremo anche direttamente a Camporosso, vi accompagneremo con un bel evento, ci saremo tutti, ci saremo noi di Radio.0 a anche accompagnare i più piccoli, ma c'è anche tanto gusto in montagna che ci aspetta, vero Barbara? Sì, abbiamo con noi proprio benvenuta di David. Intanto passiamo ovviamente da
da lei prima di ritrovarci sì. proprio a Camporosso con tutti i bambini alle 17. Tra un po' ne parleremo anche con Claudia. Allora, benvenuta, intanto buongiorno. Buongiorno anche a voi. È un piacere ritrovarti. Sì, anche per noi. Noi qua siamo veramente nell'occhio del ciclone. Come si dice. Immagino. Sono completamente deconcentrata, per cui non so cosa vi potrò raccontare. Veramente, c'è tantissima gente molto bella, tra l'altro, gente nuova che non conosce il luogo e non conosce neanche noi, per cui secondo me è bello, sono proprio contenta. Potete rimettervi in gioco. Allora facciamo che, cara benvenuta, se arriva un nuovo turista o qualcuno che visita per la prima volta Camporosso, tu che cosa gli proponi da assaggiare e da visitare? Allora, da visitare, sai, il classico, a parte Camporosso, insomma nella valle, il classico che io a chiunque io vedo dico dovete vedere l'orido dello Slizza, che è vero, bellissimo. Orido, sì, è brutto da dire orido, in realtà è un posto bellissimo, sembra di essere in un altro mondo. Ti dirò, ho mandato tantissima gente che poi è tornata a dirmi che è un posto bellissimo e io non ci sono ancora andata, per cui è una di quelle cose che accadono nella vita. Posso confermarvi io che è un posto bellissimo perché ci vado sempre quando posso e veramente si possono mettere i piedi nell'acqua del torrente Slizza, perché l'orido appunto definisce quella tipologia di cascata o di passaggio dell'acqua e ha quest'acqua trasparente e davvero ci si rilassa. Sì, infatti, tutti mi raccontano questa cosa qui e io continuo a mandarci la gente perché sono tutti contenti. Prima o poi ci riuscirò. E che quando io posso andare o piove, oppure è inverno, oppure è pericoloso e quindi io sono un po' che decido di andare, non ci riesco mai. Comunque, a chi viene da noi, diciamo che io sono nata qui più di 60 anni fa e ancora non ho visto tutto. Quello che è bello secondo me, l'evoluzione che ha questo territorio e che noi stiamo seguendo anche come azienda sono i bambini, cioè le famiglie, ed è molto bello per le famiglie qua, ci sono tantissime cose. L'ho scoperto adesso perché avendo un nipotino che poi tra l'altro è turista perché viene dalla Spagna, con lui ho visto le cose con gli occhi di un ospite, quindi veramente c'è tanta cosa. E noi qua a David ci stiamo specializzando su queste cose qui, quindi le altezze da bambino, abbiamo il bagno per i bambini con le cose piccole e poi tutto quello che può essere buono per un bambino e che sua madre decide di dargli, nel senso che quello che è buono per un bambino tante volte magari la mamma dice no, allora cerchiamo di rimanere sempre sulle cose naturali, appunto la spremuta al posto della Coca-Cola, lo yogurt che come alimento per un bambino è il massimo, ci aggiungiamo i mirtilli e vediamo che i bambini tornano a chiedere questo. E così anche per i panini, insomma, c'è l'offerta, resta per famiglie ed è bello perché nelle famiglie ci sono tutti, anche gli anziani, quindi siamo proprio contenti delle scelte che abbiamo fatto. Bellissimo, benvenuta. Tra l'altro anche noi passiamo sempre a trovarti, passeremo anche sabato proprio per fare un piccolo summit prima del nostro appuntamento alle 17 e sarà un appuntamento, esatto, sarà anche proprio un appuntamento per tutti i bambini che potranno con noi divertirsi e allo stesso tempo imparare qualcosa di più insieme anche ai genitori su quello che è una sana alimentazione. Sì, esatto, che poi è buona, cioè alla fine non è che è sano, non è buono. Esatto, allora non piace l'insalata ai bimbi, no? Non voglio mangiare l'insalata, però se ci metti le noci non è più un'insalata, è una cosa che si avvicina in qualche modo alla Nutella, no? È vero, infatti, l'importante è soltanto conoscere qualche piccolissima e semplice regola e poi si può assaggiare un po' di tutto, noi lo scopriremo anche insieme alla nostra nutrizionista. Prima ovviamente benvenuta, verremo ad assaggiare i tuoi ottimi panini. Guarda, il panino che oggi ho venduto di più è diciamo quello con lo speck e mele, perché il nostro speck siamo veramente orgogliosi, non è succoso ma non è grasso, è affumicato al modo giusto, al momento giusto, cioè veramente è delicato e la gente rimane stupita perché tante volte dallo speck rimane un attimo colpito da questo legno oppure colpito dal salato, no? E invece è proprio armonico e lo consiglio a tutti. Se venite sia l'insalata con lo speck, le noci e le mele, sia il panino che si chiama David, quindi è facile. È facile da ricordare, il panino David, è la nostra bandiera. Speck e mele, poi un abbinamento fantastico. Sì.
sì. Da provare. Sì. Grazie, allora, benvenuta. Grazie ancora. Ci vediamo sabato. Torno nel vortice. Va bene. Ciao, grazie. Ciao, benvenuta. E allora approfittiamo anche per ricordare il nostro appuntamento di sabato. Allora, Claudia, parleremo anche, anzi ci divertiremo, perché ai bambini le cose si insegnano divertendosi. Ecco, soprattutto la parola è questa: ci divertiremo, e speriamo di far divertire, insegnando, così educando, ecco. Perché insegnare, tutti insomma possono insegnare, ma educare è un'altra cosa. Lei sarà il punto clou della nostra giornata, poi ci saremo io e Barbara, che invece saremo quelle un po' più, diciamo, sbarazzine durante l'appuntamento. Claudia insegnerà, noi faremo anche da accompagnatrici, cercheremo di darvi anche noi gli insegnamenti che abbiamo imparato da Claudia, perché anche noi abbiamo imparato tanto in questo periodo insieme, e anche questo è il bello di uscire da un appuntamento divertente avendo imparato qualcosa, e questo un po' va a chiudere il cerchio. Esatto, poi dopo insomma bisogna sempre fare, appunto, come anche ha detto adesso, bisogna proprio far divertire i bambini e far capire che effettivamente mangiare bene si sposa assolutamente col gusto e col piacere. E questa è una riscoperta che lo fanno ad esempio anche gli adulti, perché quando anche vengono da me in studio, la dieta adesso non potrò, devo eliminare questo, quello. Invece se uno non ha, come ripetiamo sempre, patologie, allergie, per necessità è veramente estrema, per il resto uno deve imparare a mangiare tutto. Infatti prima io ho citato anche il vino. Ora, ovviamente non è quello che serve al nostro organismo, però se impariamo veramente a inserire correttamente gli alimenti, così tutti i macronutrienti, sicuramente ritroveremo piacere e salute. Verissimo, dici bene, Claudia. Come ti chiamerai tu, Barbara? Io sarò la fata Mirtilla. E io sarò l'elfa Fragolina, quindi solo per questo dovete già venire a trovarci. Esatto, anche perché dovete sapere che la fragola, tra poco vi racconterò una ricettina, niente male, e il mirtillo fa molto bene anche per darci una mano con il buon umore d'estate, per questo che abbiamo scelto proprio questi due frutti rossi che hanno il profumo un po' di questa stagione. Anche perché la fragola è tra i miei frutti preferiti, quindi l'abbiamo scelta anche per questo. Dalle 17 vi aspettiamo allora a Camporosso, non mancate, bambini e adulti naturalmente, perché tutto quello che racconteremo, oltre che ci sarà musica, divertimento, balli, giochi per i bambini, ma anche qualcosa da imparare. E anche per gli adulti, perché poi comunque i diversamente bambini sono sempre ben accetti e possono sicuramente imparare, perché poi la lezione vale per tutti. E soffieremo le candeline sui 45 anni di Radio.0, quindi sarà un momento anche per festeggiare tutti insieme anche ai tanti amici che troveremo a Camporosso. Allora, adesso è tempo di ricette. Io ve ne avevo promessa una con le fragole, ma poi ne abbiamo due estive perfette anche da portare in giro, che vi suggerirà la nostra Maria. Quello che vi raccontiamo oggi è un cappuccino di fragola, insomma, che trovate nella collezione Mondadori Sale e Pepe del 2017, che si intitolava proprio All'aria aperta, e racconta di grigliate, ricette proprio da consumare d'estate. E questo cappuccino di fragola è una ricetta molto facile ma davvero gustosa, ed effetto anche per la parte visiva. Cosa vi servirà? Per 4-6 persone 800 g di fragole, un baccello di vaniglia, 50 g di zucchero a velo, un decilitro di panna fresca, 100 g di mascarpone e le fragole. Lavate le fragole, frullatele con i semi di mezzo baccello di vaniglia e 40 g di zucchero a vela. Assaggiate, aggiungete altro zucchero se necessario. Filtrate e tenete in fresco. Montate quindi la panna con il mascarpone, i semi di mezzo baccello di vaniglia rimasto e lo zucchero a velo che resta. Distribuite il vostro composto di fragole ben freddo nei bicchierini di vetro, coprite con la crema al mascarpone, decorate la superficie di ognuno con metà fragola e servite a freddo. Se trovate le fragoline di bosco potete mettere anche quelle proprio per decorazione. Molto interessante. Buonissime. Molto interessante questa ricetta, così alternativa anche. Bella da vedere, provateci. E io invece rimango sul rosso, ma vi propongo questa volta, dato che abbiamo parlato di vino, una frittata al vino rosso. Non ve la propongo io, ma la nostra Chiara, che ci scrive proprio di questa sua preparazione speciale. Andrete a realizzare la vostra frittata con delle uova e del formaggio grattugiato, andrete a cuocerla, a rosolarla dalle due parti e poi andrete a inciderla a fette e sopra verserete 1 o 2 uova sbattute con un po' di vino rosso. Andrete a far rassodare il tutto ed è pronta e violacea per essere gustata. Questa è una proposta alternativa. Rapida. Una proposta alternativa, e mi ricordo mio nonno nella cultura contadina la sera nel brodo
metterci mezzo bicchiere di vino, perché questo era un sostentamento una volta, anche per un discorso ipocalorico, una ricetta antica. Ognuno ha le sue tradizioni, ci piace. Esatto, e allora chiudiamo. Ma hai preparato, cara sì, oggi Maria, però un po' di barzellette delle tue da portare sabato ai bambini? Sì, dobbiamo. Le sto raccogliendo in un gruppo per farvi ridere o piangere, vedremo come finirà anche la situazione. Ma devi sapere che oggi ho una montagna di cose da fare, rimanendo sul tema montagna, ma preferisco il mare, quindi questa volta andrà così. Questa era una barzelletta. Ah, ok. Possiamo emigrare. Sì, esatto. Ok, allora per noi è tutto. Ovviamente un pizzico di Radio Chef vi aspetta la settimana prossima. No, domani. Domani, sì, io già andavo via. Lei già andava a Camporosso. Domani, stavo scherzando, avete preso paura, vero? Domani, sempre alle 12:30 circa. Anche domani sarà una bella puntata. Faremo la spesa di Ferragosto, quindi non perdetevelo questo appuntamento, Grazie Maria. No. Ciao grazie a tutti. Claudia. Ciao, grazie. E grazie ovviamente alla nostra regia video di Igor da Milano. Ciao a tutti. Ciao a tutti.